Allora, intanto grazie e buonasera a tutti. A me spetta un po' il compito, diciamo, di fare un po' una fotografia di come far fronte alla richiesta del mercato turistico globale, che è sempre più digitale, no? Sono i temi che abbiamo affrontato oggi, in un paese che si classifica però, abbiamo visto anche recentemente alcuni dati, al quartultimo posto nella classifica degli indicatori di digitalizzazione, no, dell'economia. Quindi non posso che rappresentare, fare una fotografia che sia obiettiva dello stato di fatto e del settore che io oggi in qualche modo ripresento, che è quello della piccola media impresa di una regione ovviamente leader nel settore turistico come quella del Veneto, ma che in qualche modo ha al suo interno tutta una serie di prodotti che oggi si apprestano, forse anche con un po' di colpevole ritardo, a rincorrere questo fenomeno di rinnovamento digitale, no, dell'intero settore. La fotografia, però è giusto che ci diciamo le cose come stanno ed è giusto anche essere obiettivi per capire poi su quali fronti c'è bisogno di fare un lavoro puntuale e che costituiscono poi l'agenda e l'ordine del giorno degli obiettivi che ci diamo dare. Quando noi sentiamo parlare di turismo 4.0 o situazione del digital nel mio settore, non possiamo tenere conto di alcuni dati di partenza che sono purtroppo in qualche caso esattamente agli antipodi. Quindi se è vero, come è vero, che l'Italia è, diciamo, quart'ultima, l'ho accennato, nell'indice della digitalizzazione a livello europeo e il Veneto non è al di fuori di questo contesto, è altrettanto tristemente, come dire, vero che l'esperienza, diciamo, turistica di questa fase post-pandemica è ancora più digital di prima, o per meglio dire, diciamo, ha amplificato alcuni aspetti che rendono, diciamo, l'evoluzione digitale al centro della propria, diciamo, delle proprie strategie, soprattutto nel settore della piccola e media impresa, che costituisce più dell'80% delle strutture ricettive nel panorama nazionale. Quindi uno degli aspetti di cui dobbiamo prendere subito atto, è che viviamo sostanzialmente in un paese dove il digital corre meno in assoluto rispetto ad altri paesi. Abbiamo avuto anche una fase un po' di rallentamento diciamo, delle infrastrutture tra il 2019 e il 2020, soprattutto nella distribuzione della fibra, in buona sostanza, e quindi questo sicuramente non ha agevolato questo scenario. Uno scenario che parte, a mio avviso, inevitabilmente anche da quella che è un'analisi fatta dalla Commissione europea, che monitora appunto quelli che sono i processi compiuti dagli Stati membri, no, del settore digitale, che poi sono alla base anche delle scelte strategiche del PNRR e anche della bussola per il decennio digitale. Quindi ci sono, poi ci caliamo magari nella realtà territoriale proprio più specifica del mio settore, ma ci sono 4 settori principali che sono poi i punti della bussola digitale, no? E che prendono in esame il capitale umano, la connettività, l'integrazione delle tecnologie e i servizi pubblici digitali. E già solo qui, andando a vedere un po' come siamo posizionati, diciamo che lo scenario potrebbe, anzi è in qualche modo anche poco incoraggiante, che ci dice quanto noi abbiamo da recuperare rispetto ai nostri competitors internazionali e anche degli stessi competitor facenti parte della nostra stessa comunità. L'Italia si colloca sostanzialmente al 25° posto sul tema del capitale umano, dove solo, si dice, il 42% delle persone con una fascia d'età, se non ricordo male, compresa dai 16 ai 75-74 anni, che possiede quantomeno delle competenze digitali di base. Il 42% contro un indice del 56% dell'Unione Europea. E si dice soltanto il 22% dispone di competenze digitali superiori a quelle di base, contro, quindi 22% Italia, contro un 31% dell'Unione Europea. Quindi questo già a significare che abbiamo un problema di dover fare un grande lavoro di formazione del capitale umano impiegato nel settore turistico ricettivo in generale, e quindi andare a lavorare nello specifico su quelle che sono le competenze, che sono un tema
assolutamente importante, di cui dobbiamo prendere coscienza anche della scadenza di queste competenze rispetto al ciclo di evoluzione digitale che sta avendo il mercato. Cioè 20 anni fa le competenze avevano un ciclo di durata molto più ampio, oggi questa scadenza delle competenze specifiche necessita di un costante e frequente aggiornamento proprio per l'evoluzione che il sistema digitale sta avendo, e il settore turistico è uno dei più interessati a tutto questo. Poi c'è il tema, l'altro indice, l'altro settore, diciamo, della bussola digitale è quello relativo al tema della connettività, dove, diciamo, il nostro paese ha un punteggio complessivo pari a 42,4, collocandosi non certo nella lista dei top 10, ma al 23° posto in termini di connettività, tra quelli, sempre facendo come benchmark gli stati membri dell'Unione Europea. Tuttavia il problema è anche un po' legato alla distribuzione, diciamo, della fibra, che, come le dicevo prima, ha avuto una fase di inizio, poi una fase di rallentamento tra il 2019 e il 2020. Ma il tema infrastrutturale è fondamentale per avviare un processo di sviluppo, no, del digitale anche della piccola e media impresa. Abbiamo personalmente, credo, tutti noi avuto modo di sperimentare personalmente quanto anche in fase della pandemia si è partecipato a webinar, a connessioni dove vedevano un alto numero di partecipanti, molto spesso una rete andare anche recentemente, in alcuni episodi, fortemente in affanno, e ciò a significare che abbiamo una infrastruttura ancora un po' debole da questo punto di vista. E questa è la strada nella quale noi dovremo correre nei prossimi anni, quindi ci sarà assolutamente bisogno di mettere subito a posto questo che è il manto stradale dello sviluppo, per consentire poi alle aziende di percorrerlo in maniera agevole. Per quanto riguarda l'integrazione delle tecnologie digitali, altro indicatore sempre della bussola, l'Italia si colloca qui nella top 10 fortunatamente, comunque non nelle posizioni di testa, per quanto appunto riguarda l'integrazione dei sistemi digitali. Diciamo che in questo campo l'utilizzo, no, l'imposizione, non tanto la scelta volontaria, della fatturazione elettronica e anche una percentuale di imprese che ha cominciato a utilizzare i servizi cloud anche del settore ricettivo alberghiero, diciamo, ha contribuito notevolmente, raggiungendo un 38% rispetto a un valore del 15% che avevamo nel 2018. Siamo ancora, diciamo, le prestazioni dell'Italia risultano e restano comunque deboli in diverse aree, cioè un'area specifica, ad esempio, è uno dei temi che a me interessa particolarmente, è l'uso dei big data. I big data nel nostro settore sono strategici, fondamentali per programmare le strategie del futuro. Vedo qui connesso anche Stefan che annuisce, sa esattamente a cosa io mi riferisco. Stiamo cercando con reciproche difficoltà, io in particolare, di convincere un settore a fare un uso massivo dei big data per poter definire le strategie delle proprie aziende di programmazione anche nelle politiche tariffarie. Noi come Federalberghi Veneto disponiamo di una piattaforma che si chiama HBench, che consente di monitorare in tempo reale la prestazione dell'azienda in termini di occupazione e anche in termini di posizionamento rispetto al mercato, rispetto a un competitive set. Sono strumenti oggi a disposizione di tutti che ne vogliano fare uso, ma io userei un termine che ne devono fare uso se vogliono continuare a restare nel mercato per i prossimi anni, per un prossimo futuro che è oggi, che ormai diciamo, è una scelta imprescindibile. E questa condivisione del dato in una regione come la Regione Veneto, che a volte un po' tende a essere rispetto alle altre un pochettino più gelosa dei propri dati, è un passo fondamentale per far fronte, diciamo, alla competitività che ci aspetta da qui al prossimo futuro. Quindi anche la condivisione di questo dato con gli organi pubblici, con gli organi privati, che sia funzionale a determinare le strategie anche di promozione dei singoli territori, diventa un passaggio fondamentale. Poi c'è l'altro elemento che è quello, l'altro indicatore, insomma, l'altro aspetto è quello relativo ai servizi pubblici digitali, in cui il paese, in questo momento le sto parlando di paese Italia, ma
per dirle che alla fine non ci sono grandi differenze tra una regione e l'altra. Il Veneto è più avanti in alcuni aspetti, ma è più indietro in altri. Relativamente ai servizi pubblici digitali, l'Italia si colloca ancora una volta, non entriamo sul gradino, sul podio, ma siamo al 18° posto dell'Unione Europea per quanto riguarda servizi pubblici digitali. Qui certamente non è un bilancio sicuramente positivo. E tutto questo in un momento in cui abbiamo a che fare con un target, che è il target di riferimento dei nostri potenziali clienti, che invece fa uso di questi sistemi in maniera massiva. Ho letto proprio, credo nei giorni scorsi, anche in preparazione, insomma, dei ragionamenti che avremmo fatto stasera, uno studio dell'Osservatorio di Innovazione Digitale del Turismo fatto dal Politecnico di Milano, è una ricerca del 2019, secondo la quale, quindi recente, insomma stiamo parlando di un periodo poco prima della pandemia, diciamo, le dinamiche sono forse le stesse se non ancora incrementate, dove si diceva che il 97, quindi quasi il 100% dei viaggiatori digitali italiani si informa in rete prima di acquistare un prodotto turistico. E di quel 97%, l'85% conclude online almeno l'acquisto di quello che può essere, non so, l'alloggio in una destinazione, piuttosto che diciamo un servizio esperienziale, piuttosto che un trasporto. Quindi è chiaro che se dobbiamo programmare quello che è il rilancio del nostro settore, le aziende non possono più in assoluto prescindere dall'utilizzo di questi strumenti nella relazione con i clienti. Tra l'altro, se oltre al digitale noi ci aggiungiamo questo dispositivo che è in tasca di ognuno di voi, no? Mi riferisco allo smartphone fondamentalmente. Poi gli italiani, ecco, sullo smartphone addirittura hanno un utilizzo ancora più massivo, cioè il 90% dei turisti nella fase, diciamo, del viaggio, in particolare, diciamo, nella ricerca delle informazioni, utilizza questo strumento in maniera importante e soprattutto lo utilizza anche prima di iniziare un'esperienza di viaggio in una destinazione. Cioè, qui siamo di fronte certamente anche alla necessità di un'evoluzione del modello di business aziendale. Lo vado dicendo ormai ogni giorno ai nostri associati. Noi rappresentiamo come Federalberghi 2.500 imprese come Federalberghi Veneto e a livello nazionale siamo attorno ai 33.000, 35.000, adesso magari qualche migliaio mi sfugge, ma insomma sono questi i valori che Federalberghi rappresenta nel sistema turistico. Ed è chiaro ed evidente che dobbiamo entrare in una logica in cui l'esperienza, perché si sente parlare molto, no, di esperienza, anche l'esperienza del viaggiatore che è digitale inizia ancora prima dell'arrivo a destinazione. Cosa significa questo? Che dobbiamo preoccuparci di mantenere costantemente un contatto attraverso delle piattaforme tecnologiche con l'ospite, ad accompagnarlo nel processo decisionale, accompagnarlo durante il soggiorno e continuare ad accompagnarlo e mantenerlo in contatto anche in un'esperienza post vendita. Ora, oggi gli strumenti ci sono. La difficoltà forse è un po' barcamenarsi nella scelta dello strumento più idoneo alla propria dimensione aziendale. Ma io credo che con un minimo di studio, di applicazione e anche di supporto da parte di alcune società consulenziali, anche la piccola e media impresa ha nelle corde la capacità e la possibilità, se prende consapevolezza di quanto vi ho detto prima, di poter restare nel mercato. Uno scenario di questo tipo, io mi rendo conto, può sembrare pessimistico e scoraggiante. La domanda che mi sono posto io è: cosa teniamo e cosa buttiamo del modello di business delle nostre aziende in un momento in cui siamo tenuti a fare delle scelte importanti in termini anche di investimenti all'interno delle strutture? Allora, quello che dobbiamo buttare forse è un po' un vecchio modo di pensare, di restare ancorati a, diciamo,
abitudini ormai consolidate nel tempo più degli operatori che dei consumatori, e in questo caso dei turisti. Dobbiamo analizzare con più attenzione il profilo dei nostri nuovi potenziali clienti che hanno abitudini, diciamo, al consumo diverse rispetto a quelle che avevano in precedenza, che sono loro stessi oggetto molto spesso di stimoli anche da parte di altri soggetti, quindi anche il tasso di fidelizzazione diventa sempre più complicato, no? Ed è un valore, per esempio, che sulla costa veneta negli anni è stato un elemento che ha fatto la forza di questo prodotto. In realtà oggi la fidelizzazione comincia un po' a vacillare, soprattutto se non si riesce, come le dicevo prima, a mantenere un contatto di questo tipo. Ma i nostri imprenditori devono assolutamente prendere anche coscienza di nuove abitudini al consumo, di nuovi fenomeni turistici. Cioè, noi una volta ragionavamo che la vacanza al mare certamente era diversa da quella, diciamo, da quel soggiorno legato ad impegni di lavoro. Quando oggi vediamo invece nascere, il termine bleisure non l'ho certo coniato io, ma il termine bleisure è un effetto collaterale della digitalizzazione, cioè dove business e leisure si fondono insieme perché il processo di digitalizzazione ha consentito al nostro potenziale cliente di svolgere la sua attività lavorativa contemporaneamente in momento in cui sta, diciamo, godendo anche di una vacanza. E sono elementi dai quali noi non possiamo prescindere nel momento in cui andiamo anche a pensare di ristrutturare l'offerta ricettiva del comparto alberghiero italiano. Quindi ci sono anche delle grandi opportunità in tutto questo, quindi se prima noi potevamo vendere unicamente, magari sul leisure, unicamente un prodotto leisure, adesso anche il leisure può vendere un prodotto business e viceversa. Si possono avere all'interno di destinazioni prettamente business anche dei prodotti legati al leisure, all'intrattenimento, insomma, mentre una volta c'era una netta separazione tra le due cose, oggi c'è una più sinergica fusione tra i due prodotti e quindi costituire anche un'opportunità in più che prima non avevamo. Questo per dare anche qualche segnale di ulteriore opportunità, ma ci sono anche temi legati all'affordable luxury travel, cioè il lusso, l'accessibilità al lusso attraverso il digitale è diventata un fenomeno un po' più alla portata di tutti. Ricordo per esempio una piattaforma digitale che si chiama Luxury Retreats, che è nata appunto dalla partnership, no, di Airbnb e Chateau e Hotel. E quindi queste fusioni continuamente tra lusso, tra business, tra alla fine leisure, fenomeni turistici diversi, si fondono tutti assieme, ma nello stesso tempo danno agli operatori anche la possibilità di entrare in contatto con un cliente in momenti diversi della classica magari stagionalità invernale o stagionalità balneare o momenti legati più a fenomeni di lavoro. E quindi, allora, quello che io vedo in questo momento dall'osservatorio, insomma, regionale di Federalberghi Veneto è certamente la necessità di correre velocemente per recuperare un gap importante nei confronti dei nostri competitor vicini di casa, oltre il confine. Non occorre andare tanto distante, non occorre certo andare in Egitto, ma basta spostarsi verso la Spagna, verso la Francia, per trovare che loro su alcuni percorsi hanno già fatto delle scelte prima di quanto le abbiamo fatte noi. Io dico sempre che il momento del Covid ha congelato, ha fotografato in modo statico una situazione, lo ha cristallizzata, ma nel momento in cui si riparte, chi era più avanti riparte più avanti, chi era indietro deve recuperare questo, diciamo, gap nei confronti dei suoi competitor. Quindi tutto questo va inquadrato in una logica in cui deve essere ben chiaro, e oggi non ci sono più scusanti, perché è più facile per certi aspetti capire quali sono abitudini al consumo, capire qual è il target di riferimento, e ognuno può fare all'interno della propria azienda attraverso anche piattaforme di business intelligence. La BI ormai è una realtà consolidata in diverse strutture anche della piccola e media impresa che le consentono di frazionare, capire le abitudini, capire i consumi, capire quali sono i prodotti che necessitano magari attraverso
altre piattaforme di customer satisfaction necessitano di essere ristrutturati, riproposti in maniera diversa. Insomma, la sintesi di quello che voglio dire io è fondamentalmente che noi dobbiamo guardare sia al turista italiano, che ha delle caratteristiche e ha fatto un percorso di sviluppo digitale certamente importante in questi 2 anni, ma dobbiamo anche vedere, quando ci rivolgiamo al mercato estero, da dove vengono e quali abitudini hanno diciamo, ormai assimilato. È chiaro che tutto questo, rispetto a 30 anni fa, paradossalmente è diventato alla mercé di tutti, volendo. È chiaro che però per fare un'analisi di questo tipo, le piccole e medie imprese hanno bisogno al loro interno di dotarsi di un capitale umano e delle risorse che abbiano delle competenze specifiche. E qui abbiamo un piccolo problema, e questo è inutile negarlo. Oggi è stata fatta, mi consenta anche di spendere 2 parole per gli ITS, che sono un po' un modello oggi formativo che risponde un po' alle dinamiche di cui abbiamo trattato oggi, cioè un modello formativo veloce che restituisce delle competenze, delle figure professionali in un ciclo relativamente breve, può dare certamente una mano alle piccole e medie imprese, ma affronta oggi un problema cronico rispetto ad esempio alla Spagna, rispetto anche alla Francia, ma rispetto certamente anche alla Germania, numeri ancora troppo piccoli. Allora, se oggi, diciamo, noi possiamo vantare in Italia di avere 13 ITS, ad esempio, di formazione di figure specifiche nel settore turismo, dobbiamo però non fare a meno di vedere che la Spagna ne ha già applicati 90, e se 13 ITS, diciamo un ITS mediamente sforna dai 2 ai 300 professionisti su determinate figure con determinate competenze, la Spagna oggi ne sforna quasi 10 volte tanto. E cosa vuol dire ne sforna? Vuol dire che mette a disposizione delle imprese dei soggetti nuovi, freschi, formati, con competenze digitali che aiutano l'impresa a avviare questo processo necessario e fondamentale. Quindi la fotografia, io mi rendo conto, non vuole essere, guardate la mia, una fotografia che scoraggi e né dare un messaggio come dire, negativo e di sconforto. Anzi, io credo che da qui soprattutto il settore che io oggi rappresento ne possa trarre una incredibile diciamo, opportunità di rilancio, di rinnovamento di prodotto, perché oggi quando si parla di innovazione digitale non si tratta semplicemente di saper utilizzare un PC o saper utilizzare un PMS o saper utilizzare una piattaforma di CRM, ma si tratta di aver fatto un processo culturale di adozione di alcuni sistemi che ottimizzano l'erogazione dei propri servizi, che ottimizzano ed efficientano l'organizzazione della propria azienda. Questo è un percorso che è nelle corde della piccola e media impresa, perché forse proprio la piccola e media impresa, se ha questa consapevolezza e farà questo salto di qualità, ha quelle caratteristiche forse di flessibilità rispetto all'impresa magari di più grandi dimensioni, cioè è più flessibile, è più veloce, se vuole adottare un cambiamento è in grado di farlo velocemente. Non lo può fare da sola. Quindi anche il tema delle reti di imprese diventa un tema fondamentale nella condivisione poi delle informazioni anche digitali che ne possano derivare. Insomma, io non ho voluto oggi stare qui a proiettarvi delle slide, dei grafici, ho visto che ci sono stati dei colleghi prima di me certamente molto bravi da questo punto di vista, che ci hanno fatto un quadro anche di alcuni prodotti interessanti. Quello che voglio trasmettervi io è un po' il polso della situazione e da dove stiamo partendo e la strada che dobbiamo fare. Certamente concludo dicendo questo. Dobbiamo fare presto. Non abbiamo più il tempo di valutare se questa è una soluzione che si può adattare alla propria impresa o no. Dobbiamo cominciare veramente a avviare questa rivoluzione digitale, se è vero come è vero che il nostro settore rappresenta e vuole continuare a rappresentare quel 13 o 14% di PIL che oggi sento citare costantemente. Quindi è anche un'assunzione di responsabilità importante di un tessuto imprenditoriale che ha bisogno di evolvere il proprio modello e lo può fare attraverso
questa incredibile opportunità, secondo me, della rivoluzione digitale che stiamo vivendo nell'era post-Covid.